chi sta criticando oggi la Lega sono tutti ex leghisti. È questa l'affermazione del leghista Giuseppe Paolin, già deputato a dare fuoco alle polveri, innescando un vero e proprio cortocircuito tra ex colleghi di partito, innanzitutto con l'ex segretario nazionale leghista Gian Antonio Darè, autore di quello che è stato ribattezzato come lo scisma di Vittorio Veneto e oggi candidato alle regionali con la Liga Veneta Repubblica. Questioni politiche e personali si sommano nel corso di Focus, la trasmissione di prima serata del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli. Auguri Presidente, auguri Presidente, magari sarà il tuo. Sei stato il mio assistente parlamentare, caro, perché io sì, ti ho messo, stai buono. Guarda, complimenti da lei, complimenti, e ti conosco molto bene proprio per questo. Certo. So quante storie hai raccontato, proprio perché ho fatto anche il tuo assistente. Grazie, sì, perché grazie a Darè sei stato presidente di Pasubio Energia, grazie a Darè. Quindi se vuoi ti faccio tutto l'elenco. Complimenti da lei. E io ti posso dire che Gobbo ha fatto la tua fortuna, Giampaolo Gobbo, se no Darè starebbe ancora lavando macchine. Veramente sei un sordido, sai. Sì. Perché ho fatto l'assistente parlamentare, mi vanto. Certo, e sono stato sicuramente anche meglio di te. Sì, i tuoi risultati parlano chiaro. I miei risultati parlano chiaro, anche i vostri parlano chiaro dopo che sono andato via. Un clima esplosivo, volano letteralmente stracci, cui si aggiunge un altro ex leghista di peso, Gianluca Forcolin, già assessore al bilancio della Regione Veneto e oggi luogotenente di Forza Italia. Io uno come Tony Darè di rifiutata. Forza Italia lo prenderei subito. Ma l'avete già preso? Si candida di qua perché si vergogna di candidarsi col tricolore, cosa che tu invece non fai. Tu il tricolore lo sbandi voi parlate di tricolore con Vannacci. Vannacci e siete là che urlate l'inno di Mameli. Fino a 10 anni fa eravate quelli che mettevate le mani in tasca. Ma cosa dici, Betty? Almeno stai zitto. 10 anni fa chi andava a Pontida col tricolore veniva bombardato. Oggi andate e cantate l'inno di Mameli. Ma di cosa stai dicendo? Non insegnarmi la storia della Lega a me. Non insegnarlo a me, perché mi arrabbio. Sei andato giù a Roma grazie a Tony Darè, quindi non dire niente, perché ti ho messo io nelle liste e io sono rimasto sul territorio. Stai facendo una figura proprio di merda.